Sono le ore 22:26 del 2 giugno 2024 quando in campo esplode la festa del Venezia Football Club. 11.500 spettatori sugli spalti, una cornice unica al mondo a tinte arancio-nero-verdi. Al triplice fischio, i migliaia si sono riversati sul terreno di gioco dello stadio Pierluigi Penzo, una pacifica, gioiosa invasione per una foto ricordo meravigliosa. Tutti in campo a festeggiare insieme ai giocatori. Happy is non sufficiente. Dire oggi che sono felice non è sufficiente. Oggi sono molto gioioso e felice. La squadra, tutti i tifosi, tutti noi abbiamo fatto un'opera straordinaria e questo ha dimostrato che Venezia merita la Serie A. Partire dalla Serie D, insomma, e adesso essere in Serie A è qualcosa di unico. Abbiamo vissuto delle stagioni difficili perché ci sono state anche 2 retrocessioni, ma questi momenti difficili hanno reso questi momenti belli ancora più magici. Una serata fantastica, siamo orgogliosi di questo percorso che è iniziato l'anno scorso. Sono arrivato 2 anni fa che le cose non andavano bene qui, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo fatto 2 anni strepitosi, pesanti, però orgogliosi di questo percorso e siamo contenti di essere arrivati fin qua. E abbiamo meritato la Serie A, obiettivamente siamo contentissimi. Un trionfo anche per chi lavora dietro le quinte. Forse sono l'unico che ha fatto 25 anni di fila vedendo di tutto, dalle retrocessioni agli ultimi anni. Effettivamente questa è come quella di 3 anni fa, forse magari inaspettata. Il prossimo anno ci vediamo in Serie A. Al prossimo anno ci vediamo per l'ennesima volta in Serie A. Stavolta pensiamo di non fare solo un giretto, ma di restarci.